Cittadella è una delle città più importanti del Veneto e si trova nel cuore della regione. È facile quindi da qui raggiungere città importanti quale Venezia, Treviso, ma anche Verona, che si trova a solo un'oretta da qui. Ci sono altre città murate nella provincia di Padova, ma Cittadella è l'unica in tutta Europa ad avere una cinta muraria di epoca medievale, di forma ellittica e completamente percorribile. Chi viene a visitarci quindi può vivere l'esperienza unica di camminare sopra le mura o, come diciamo noi, di camminare sulla storia. I turisti e in particolare le famiglie hanno anche poi la possibilità di visitare le mura abbinandole a un laboratorio didattico che permette a genitori e bambini di entrare in diretto contatto con i mestieri medievali dell'epoca. Per esempio ci si può lavorare il cuoio, si può lavorare con le erbe dello speziale o con l'erborista. Altri laboratori che offriamo sono la miniatura o addirittura l'orienteering urbano, che permette di scoprire gli angoli più nascosti della nostra città. Lungo il percorso si trovano diversi musei. Il primo, quello dove ci troviamo adesso, che è un museo delle armature e all'interno del quale si trova un modellino di Cittadella come appariva 800 anni fa, quindi nell'anno della sua costruzione. È un modellino completamente bianco, in quanto le mura originariamente erano di questo colore. Il motivo della costruzione delle mura, infatti, come ho già detto, è la difesa e anche il colore aveva questo obiettivo. L'intonaco che completamente ricopriva la cinta muraria serviva per rendere liscia la superficie e quindi impedire a eventuali nemici di scalare le mura. All'interno di questo museo poi ci sono dei manichini che rievocano la corte rinascimentale, quindi del periodo veneziano, di Cittadella. Altri musei che si trovano lungo il percorso sono il Museo dell'Assedio del 1318, nel quale i visitatori possono rivedere com'era la società del tempo attraverso i costumi, gli oggetti o anche gli scudi. Questo museo è molto interessante in quanto rievoca questo assedio che è stato portato avanti da Can Grande della Scala nel 1318 appunto e che vide la conquista di Cittadella da parte dei veronesi che gettò la città in un periodo di incertezze. Un altro museo presente all'interno della Torre di Malta, quindi a metà percorso, è il Museo Archeologico. Qui dentro si trovano reperti dell'età del bronzo, dell'epoca rinascimentale, ma anche dell'epoca romana. A Cittadella le famiglie sono le benvenute, allora è riservato anche lo sconto famiglia per agevolare i genitori con i bambini di tutte le età. La camminata, una volta raggiunti i 15 metri d'altezza, dove ci troviamo adesso, è fattibile in quanto il camminamento è piano e per niente difficile da fare. Inoltre è all'aria aperta, quindi le famiglie possono godersi questa esperienza con molta facilità. Il camminamento è, come vedete, a 15 metri d'altezza e in lunghezza è 1,5 km. Si comincia da Porta Bassano, dove ci troviamo adesso, si prosegue per tutto il perimetro fino a tornare sempre qui in Porta Bassano e scendere in casa del capitano. Da qui sopra si gode di un panorama bellissimo. Alla mia sinistra c'è il Monte Grappa con Cima Grappa e la Valsugana e nelle giornate limpide a ovest si possono vedere anche i Monti Iberici e i Colli Euganei.
troviamo ora nei pressi di Campo della Marta, uno spiazzo di terreno nel quale sono stati ritrovati i reperti dell'età del bronzo che si trovano all'interno del nostro museo archeologico. Come vedete, oggi in questa parte sorge un piccolo anfiteatro all'aperto che viene usato durante soprattutto il periodo estivo, la bella stagione, per spettacoli di vario tipo, quindi spettacoli di teatro itinerante, rassegne e altri eventi. Una cosa interessante è il nome di questo campo, si chiama Campo della Marta e in realtà prende il nome da Campo di Marte, ovvero Marte, il dio della guerra. Per questo motivo si ipotizza che su questa superficie, ai tempi medievali, quindi al tempo delle mura, venisse usato come terreno di allenamento per le truppe che lavoravano qua sopra e che quindi avevano necessità di allenarsi a fare la guerra. Una cosa ancora più interessante è che tra i vari eventi offerti da Cittadella, durante il periodo autunnale, verso la fine di settembre, questo spiazzo di terra viene usato per la rievocazione storica l'ultimo weekend di settembre, quindi un evento in cui i turisti possono vivere veramente l'atmosfera medievale, immergendosi completamente in questo periodo storico. Ci troviamo ora sopra la Torre di Malta, sulla terrazza panoramica. Da qui si può vedere un panorama a 360 gradi della nostra città e in più si possono vedere i monumenti principali. Primo tra tutti il Duomo, che domina il panorama e si trova al centro della città. È un duomo ottocentesco in stile neoclassico che sorge in cima a un duomo di origine rinascimentale, quindi cinquecentesco. Si vedono poi le porte d'ingresso alla città, Porta Treviso a est, Porta Vicenza a ovest e Porta Bassano a nord, che si chiamano come le città verso cui dirigono. Oltre alle mura e agli eventi dell'anno che ho già citato, alla fine del percorso i bambini possono anche venire a divertirsi nel nostro parco giochi. Ma quello che vi ho raccontato oggi è solo un assaggio di tutto quello che si può fare a Cittadella. Per scoprirlo vi invito a venire a visitarci, siamo aperti tutto l'anno, tutti i giorni, in orario continuato, quindi qualunque momento vogliate venire a trovarci noi vi aspettiamo.